C'è anche chi è arrivato al funerale di Gigi Riva con un cartellone appeso: 22 gennaio è morto un uomo di Importo Allora, Umano, te lo uomo di posso valore. spiegare? Ma certo. Ti spiego il cartellone perché è una frase che ha detto Vittorio, mio padre, a 93 anni. 2 anni fa mio padre è morto proprio il giorno in cui è morto Gigi, 2 anni fa, però il 22 di 2 anni fa. Ha detto questa cosa: gli uomini dei valori, di valore, gli uomini di valore, gli uomini che salvano, parlano poco e sono molto seri, umili fino all'ultimo. A questo dobbiamo, lo dico a tutti i giovani presenti, io ho 65 anni ma mi sento giovane dentro, perché la presenza dei giovani vuol dire che abbiamo seminato bene, i genitori, le persone di una certa età che danno l'esempio di credere ad essere la persona seria. La cosa bella che ho sentito stamattina mentre compravo il pane, ha detto ci saranno presenti tutti i giovani di tutte le squadre, non solo di calcio ma dello sport, perché lo sport è anche insegnare ad accettare le sconfitte. E il Gigi ha già vinto. Addirittura da Terralla per Gigi Riva. Sì, sì. È un mito, una leggenda da vivo e lo sarà sempre. Lei quanti anni ha? Io ho 60 anni, 63. Quindi ha vissuto, Sì, era giovanissimo. Avevo 10 anni e cominciavo a vedere Gigi Riva, diciamo, anche prima. E quindi mi è rimasto nel cuore. Cosa le lascia Gigi Riva come ricordi, oltre alle vittorie calcistiche? È stato un grande uomo, che ne nasce uno ogni 1000 di uomini così. Ha rinunciato ai soldi per l'orgoglio e la dignità. La scelta del Comune di Cagliari poi è quella di tumularlo nel cimitero monumentale qui a Bonaria, quindi un grande tra i grandi. Certo, e quindi potremmo venire a trovarlo anche in seguito. Lei verrà sicuramente? Sì, sì, senz'altro. Il funerale di Gigi Riva, quel momento che nessun sardo si aspettava di voler vivere, al quale voler assistere, eppure ci siamo, se n'è andato a 79 anni Pino Zarbo. Che dire, io ho un ricordo molto forte con Gigi. Quale? La prima volta che ci siamo sentiti è perché ha chiamato a casa al telefono e mi dissi pronto, lui mi disse pronto, sono Gigi Riva, e io gli dissi no, io sono Gigi Cadorna allora. E invece mi dice no, sono davvero Gigi Riva, quindi dalla voce io lo riconobbi alla grande e il giorno dopo ci vedemmo in via Tola. Lui era molto preoccupato per la nipote, per la nipotina, perché non voleva lasciargli una Sardegna distrutta anche con le scorie, perché era il periodo in cui io ero il promotore del referendum contro l'importazione di scorie nucleari dalla Sardegna, in Sardegna. Che altro dire? Riva ha rappresentato tutto, era un po' un passaporto. Io avevo 21 anni, ho quest'altro ricordo, non lo conoscevo naturalmente ancora. Andai a fare questo viaggio in Europa con una serie di amici in un pulmino Volkswagen, sai quei viaggi che si facevano una volta. Capitammo in Jugoslavia, un paese che aveva il nome senza vocali, solo consonanti, al buio eccetera. Dentro questo bar qualcuno vide la targa CA Cagliari, entrò dentro e disse Catania, mafia. Noi avevamo sentito Catania e avevamo detto no, Cagliari, Sardegna. E lui fa Cagliari, Riva, ci hanno offerto da bere perché eravamo sardi, cioè era un passaporto quest'uomo, capito? Gigi Riva, il saluto di tutta la Sardegna a Robo di Tuono, è l'ombre vertical che se n'è andato a 79 anni. Alessio Boi, tifosissimo del Cagliari, tanto che è iscritto a uno dei Cagliari Club. Le lacrime hanno già lasciato il passo alla malinconia. Le lacrime sono dentro il cuore e continueranno sempre le lacrime, perché comunque oggi, già da ieri e già dall'altro giorno, la Sardegna perde non solo la Sardegna, tutta l'Italia perde un grande uomo, un uomo che ha saputo dare dei valori alla Sardegna importanti, che sono la generosità, la realtà, la lealtà soprattutto.
Io faccio sempre un paragone tra il calcio di ieri e il calcio di oggi. Il calcio di ieri era un calcio più pulito, oggi invece lascia il tempo che trova. Però lui ha dato molto esempio ai giovani di oggi, ai bambini che li vogliono bene. Anche stamattina alle 6 del mattino c'erano un sacco di bambini che aspettavano per entrare per vederlo. Cioè questa è una bellissima cosa. Noi dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ci ha lasciato. Un mito di vittoria che ha riscattato un popolo intero, un'isola, dopo averla scelta col cuore e che ha dato a ciascuno di noi un orizzonte. Ecco perché è stato tanto amato, nella sua semplicità, nella sua umiltà, ha abbracciato quest'isola, ogni sardo ne ha capito i sentimenti più profondi e li ha interpretati al meglio. Oggi Gigi è sicuramente nel pantheon laico dei grandi miti della Sardegna. Grazie.